Siamo con Walter Corazza, coordinatore della Protezione Civile di San Donà di Piave. Con lui parliamo dell'attività della COC, un bilancio di questa fase 1 che ormai si è concluso. In queste settimane abbiamo imparato a conoscere, a vedere i volontari della Protezione Civile, sono venuti nelle case a portare le mascherine, a fare tante attività. Allora, Corazza, quale attività avete svolto in queste settimane? L'attività è stata particolarmente intensa, è partito tutto il sistema del Covid per il Covid-19, cioè col montaggio delle tende in ospedale per triage dal 25 di febbraio, poi è partita l'attività del COC dal 10 di marzo e tuttora è in corso questa attività che ha visto l'impiego di ben 500 attivazioni di persone che hanno visto riassumersi 21 persone che si sono ripetute nelle varie giornate per le varie attività, che hanno riguardato l'assistenza alla popolazione, a volte anche assistenza delicata perché erano persone contagiate, queste una cinquantina di casi, poi portare anche fuori i rifiuti di queste famiglie che non potevano uscire, altre cinquantine di casi. Abbiamo portato da mangiare e altri servizi per altri un centinaio di case. Abbiamo poi fatto attività di supporto alla popolazione sia telefonica sia di comportamentale sul territorio, tanto per dire solo al COC abbiamo ricevuto nel giro di un mese oltre 1000 telefonate alle quali abbiamo dato riscontro con tutte le informazioni del caso e le assistenze del caso. Attività che ci ha visto impegnati tutti i giorni, 7 su 7, appunto da inizio Covid e tuttora è in corso e si porterà avanti fino a fine del mese probabilmente. Abbiamo fatto oltre 4.500 km con tutti i servizi che abbiamo espletato e non nascondo che a volte anche sono stati servizi abbastanza delicati perché appunto abbiamo avuto a che fare con persone purtroppo a casa senza nessuna possibilità di supporto e siamo andati a dargli una mano. Voi avete operato in queste settimane a stretto contatto con la Polizia Locale, in generale con tutta la macchina comunale, ma chi è il volontario di Protezione Civile? Il volontario di protezione civile è una persona che è spinta da una sorta di disponibilità altruistica verso le persone con l'intento di dare aiuto in ogni ambito. Certamente è una molla interiore, un senso altruistico che non è comune. Ecco, vi vedremo impegnati anche in questa fase 2. Oggi siete al mercato per aiutare la Polizia Locale nella gestione di flussi. Sì, infatti volevo dire che noi con la polizia locale, col comandante, abbiamo un rapporto molto stretto, nel senso che ci aiutiamo in tutto e per tutto, abbiamo condiviso tutte le attività in piena sintonia ed è stato veramente un piacere operare in simbiosi con tutti. Alla luce proprio di tutta l'attività che avete svolto anche in questi mesi, come è cambiato il rapporto con la cittadinanza? Avete visto una percezione diversa da parte della cittadinanza nei vostri confronti? Sì, diciamo che l'aspetto della protezione civile è stato più volte sottovalutato anche negli ambiti amministrativi. Da quando è successo Vaia si è visto un crescendo di interesse, abbiamo fatto appunto anche gli interventi con l'acqua alta nel Veneziano, nelle isole e da lì si è capito che le persone hanno cominciato a nutrire interesse che poi adesso si è proprio dimostrato appieno con tanta affettuosità e anche delle donazioni affinché appunto noi come gruppo di protezione civile possiamo crescere e rispettare meglio il nostro lavoro in simbiosi con l'amministrazione comunale e la polizia locale. Ringraziamo Walter Corazza e a questo proposito ricordiamo che c'è anche un IBAN istituito dall'amministrazione comunale proprio per le donazioni a favore della protezione civile comunale.